spago buttare la macchinetta, mi fai scherzi. Comunque, buongiorno Italia. Cioè, volevo dire che si è proprio innamorata di sta torcia, di tutte le torce che gli ho dato, questa quella gli è piaciuta di più. Si vede che assomiglia a una macchina fotografica, lui è appassionato a macchine fotografiche. No, volevo dire, ti ricordi quella volta che ero passato in bici e avevo detto ora qua mi metterò col camper? Detto, fatto. Vedi, a volte non è bello programmare, ma può essere utile. Come? È nuda. Chi? È nuda. Andiamo a vedere. Forse. Controlla. Tu che hai la torcia da controllatore. No, dai, spengo. Ovviamente non ha senso che ti faccio vedere dove andiamo, perché l'avevamo già fatto, avevamo già esplorato con la Isingano Bike, ma porterò la macchinetta semplicemente per fare delle foto a Alessia e Giacomo. Ma digli, Giacomo GP, adesso mi recensisco le mie scarpe tarocche, no? Devi fare vedere i tuoi muscoli, sì, che adesso i muscoli perché vai a basket. Senti che tricipite! Senti che avambraccio! Con le squame del drago, madonna, che figata! Io adesso sto vivendo quella cosa che la maggior parte di voi vivono, ossia aspettare quelle 2 o 3 ore la fidanzata che sia pronta per poi partire e arrivare a destinazione quando ormai è già ora di andare via. No, ho cambiato idea, perché in fondo a volte il video può essere anche fotografia, quando fai certe clip magari con la musichetta anche sotto, e quindi via. Anzi no, ho cambiato idea, via con la musichetta. Le 2 ore di attesa sono state impiegate per il rincuramento. Bene, non hai visto il castello di Solimbergo? Perché l'avevi già visto l'altra volta. Invece guardiamo cose più interessanti. I disegni di Giacomo. Cosa hai disegnato? Un ricciosauro? Ha tutte le spine? Anchilosauro. E quello sopra cos'è? Un aquilone sauro? Come quello di Pterodattilo, non so niente. mi sembra il coso dei marocchini in spiaggia che girano coi cosi, gli aquiloni. E hai fatto anche un vulcanosauro? Ma che è un vulcano? Eh. Ma non è un dinosauro. Cioè, hai studiato? Non ho fatto dinosaurologia quella volta. Adesso andiamo a visitare il secondo castello, che è il castello di Topo, che non so se filmerò, farò giusto 2 clippette proprio così. Più che altro porto la macchinetta per fare le foto a loro. Stavo guardando che carino anche questo parcheggio. Non è quello bello wild nel prato che avevo puntinato, però comodo, a parte i cani che rompono il cazzo qua. Oh! E qua ci sono le docce, non capisco cos'è sta roba, che c'è scritto inizio costruzione, forse non riesco a capire, una caserma, ma c'è scritto 1220. Adesso ricordo, quella lì l'entrata. Nota naturalistica, a parte il cane nero, cioè scusa, di colore, è pieno di passeri e petti rossi. Carica, occhio, no, occhio a non pinzarmi il cane. Emmy, guarda È proprio là. Forte, forte, mira bene come ti ho insegnato. Vai. Orco cane, quasi. Sì, me la ricordavo che era così impegnativa, però hai visto alla fine, in tutti e 2 i casi, tutti e 2 i castelli, anche se vai in compagnia, questo vale anche il messaggio che dico agli amici che scherzosamente chiamo truppa, ci si sta in tranquilli 10 camper, ma più che altro, a parte starci, sono posti che anche sabato e domenica non c'è nessuno, quindi sì, si sta tranquilli, si dorme tranquilli, si ha una bella vista e i castelli attaccati. Dai Pampino, attacca il turbo! Guarda che c'è anche la panchina fatta dalla natura. Pampino, cosa dici? Sei stanco? Ha sentito il tuo panino. Uccio che ha sentito il tuo panino. Ai ai ai. Io starei attento, Giacomo. Ha mirato il tuo panino. Ai 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 ai. E lei controlla tutti gli zaini dei tuoi compagni? Ma il cane a dogana che trova droga e trova la E a trovare merende. Canno merende. Comodo come posto. Guarda che ti sta, volevi
Su. Aiuto. Non è, vedi, era meglio se mangiavi di là. Dai, veloce, metti in bocca. C'è questo cane che ti punta. Vedi, secondo me, magari sbaglio, i cacciatori, soprattutto quelli di cervi e cinghiali, non dovrebbero essere lasciati liberi di sabato e domenica, dove vanno in giro le famigliole, con i bambini, i cani, eccetera, no? Cioè tu ti ritrovi in mezzo a sta gente che ti spara con questi fucili anche mortali, perché, ripeto, servono per uccidere i cervi e i cinghiali, quindi ovvio che se te lo prendi resti secco. I picchi mangiano quello che c'è dentro gli alberi. Cioè, Ma non mi ricordo mai il nome. la linfa? Ma dici che sia la tana di un picchio? Vedi la linfa? Guarda Giacomo, quello in mountain bike è come me, felice che va via con lo zainetto impennato. Dopo sbaglia perché il castello è a destra, vedi il castello, e lui va verso di là, cioè va via dal castello. Starà andando via? Non può essere, dici che era già visitato. Tranquillo. No, stiamo sperimentando gli echi, ma Giacomo secondo noi la O funziona meglio, riprova? Oco! Sì. Ho provato tutte le vocali, ma no, la O è quella che fraccheggia di più. Orso! Sì. No, di più Oco. Orso! Oco! Senti che Oco suona di più. Continuiamo a vedere tantissime castagne, ma noi da ignoranti non sappiamo perché sono vuote. Cioè sono passati i cinghiali, è passato qualche altro animale, qualche ratto, una martora, una donnola, una maschiola, cioè non lo so. Giacomo, trova anche tu. Lemi. Oppure sono stati i gatti. No, Lemi, queste robe ormai no. Beh, cervi e daini, quelle cose lì è impeccabile, è una roba mostruosa. Per tutti gli altri animaletti ultimamente neanche i gatti. Probabilmente il naso è ancora molto ben sviluppato, ma adesso... Niente. Giuro, l'ho proprio vista fuori. Sì. Eccolo là, è quella roba lì o è una foglia? No, è una foglia quella. Sì, è una... tipo una donnola probabilmente. Sopra il cazzo si accorge. Che roba. Non so se sono matte o buone. Non so. Dai, mangia. Sì. Vuoi mangiare le castagne dentro il panino? Dai, mangia le castagne dentro il panino. Dai. Mangia tutto questo. Aspetta. Ecco! Non mancherà questo castello. È qua. Ah? È davanti a te. Ah, l'avevi già scoperto, non hai detto niente. Questo mega castello abbandonato. Cioè, digli, sono capaci tutti di visitare le case abbandonate, eccetera. Noi visitiamo i castelli abbandonati. Forse una fidanzata. Di là Guarda, ce ne guarda. sono due. Che figata, guarda, c'è passato in parte. Che storie. Ribenvenuto pubblico nel castello di Toppo. Giacomo, oh, guarda che spettacolo. Guarda che panorami, guarda che colori con la nebbiolina in fondo. Praticamente, no, ci sono tutti questi signori con sti deltaplani, perché giustamente ricordiamo nel posto Faigo che avevo puntinato, che non è dove abbiamo parcheggiato stavolta, c'è appunto il campovolo, quindi questo prato dedicato all'atterraggio. Che panorami. No, il campanile, qua tutta sta vallata. Wow, che roba! Questo è bello. Che posti fighi ti porto, porca miseria, ogni volta ti portano in posti ultra fighi. Ah, l'Italia l'avevi già visto, dopo ti annoi, dai, adesso spengo. Eccolo là il deltaplano che atterra. Riccardo, amici tuoi, vai tu. Dove vai? In mezzo al camp, dopo il vecchio con stop e che tira. E gli dice, no, te mi rovina i radici, pim pum pim pum. Wow, figo questo, amore. Giacomo, cosa servono queste cose, questi buchi qua? Guardare fresce. Le foto quando vuoi postare tutto col telefono. Sempre il suo fascino. Ma hanno messo le palle. Le sbarre. Ah, le sbarre. Se non volevano che ti buttavi giù. E di qua è chiuso. Ma devo... Hai messo... no, è troppo alto. Ah,
ecco perché io sono qua. Questo è il palazzetto occidentale, ossia dove stavano i signori, no? I paroni della baracca. Difatti, vedi, io stavo qua, mi sentivo così a mio agio. Ho detto, ma perché mi sento così a mio agio? Dopo sono andato a leggere e ho capito il perché. Guarda l'Alessia che si fa i selfie. Guarda qua quanti! Cosa, Gioia? Sì, che alti. Guarda Giacomo, i signori che fanno le deltaplanate. Che stanno deltaplanando. Quelli che non ti schittino in testa. Ma chi? Quelli che volano in alto, vedi? Ma che? Eh no, passa qua sopra, ti schitta, tac. E guarda anche qua che... Wow, che panorami. Che colori. Ti piace, cane? Annusa gli ancestrali odori. Sì, dai, un bel merendino qua nel prato, dai, distesi nel prato. Guarda che bello, con sta visuale qua. È da film, ragazzi, cosa dite? Guardate che robe, a parte la toppa, ma anche il coso lì in fondo, no, io mi sdraio qua, ciao. Tu ti metti là, nella jacuzzi ancestrale? Ah, bello, vero Emi? Con la vista di quelli che fanno il deltaplano, quei deltaplani colorati, atterrato. Ah, mi ci vuole una bella pizzetta, qualcosa di nocivo e anche una Coca-Cola, lattina. Dimmi amico cane. Cosa c'è? Fai il sorrisino? Ah, che hai imparato a fare il sorrisino ormai? Perché vuoi cibo? Perché ha sentito pizza? Hai sentito la parola pizza e allora sei venuta qui perché... lo so. Invece di pensare alla pizza, cane, guarda, pensa a questi colori che si creano, guarda, questa nebbiolina in fondo con le montagne, guarda che roba. Ragazzi, abbiamo compagnia. Cazzo, non vedo perché... Aspetta, prima di zoomare, non vedo, merda. Ha visto Lemmy come preda? C'è un falco, un'aquila, non capisco. Un panino di Giacomo, non riesco a zoomare perché non vedo niente. Aspetta, eccola qua. Eccola qua ragazzi, abbiamo compagnia. Buongiorno, buongiorno. No, mi gira proprio sopra. Ho paura! Basta! Vabbè, ci sono cacciatori che giustamente hanno fucili grandi, mettono ansia, c'è il bambino qua che ha paura. Inizia di pinciarsi la moglie e sti qua io in giro a sparare, a rischiare di decoppare gente e animali. C'hai uno spirito ingordo dietro di te che aspetta un movimento. Una distrazione. Esatto, in consulto, una distrazione per rubare il cibo. Vero Emi? You understand, please for me.